prima domanda. Sei pronta? Sì. Dimmi Arianna, cosa ti fa innamorare? Le patatine. Le patatine? E qual è la prima cosa che ti colpisce in un ragazzo? Le scarpe. Le scarpe, la prima cosa che ti colpisce in un ragazzo. Senti, e a che ora vai a dormire la sera? 8:30 dopo il cartone animato. Ho capito. A che ora ti svegli la mattina? 7:30 da scuola. Come, scusa? Vado a scuola. Ah, vai a scuola. Ho capito. E vai d'accordo con i tuoi compagni di classe? No, mi menano sempre. Esatto. Parliamo d'altro, cambiamo discorso. Dunque, sei un tipo geloso? Sei un tipo geloso? Quando mi prendono i giocattoli. Quando ti prendono i giocattoli? Sei molto geloso dei tuoi giocattoli. Hai un diario personale? Non so scrivere. Ah, non sai scrivere. Un attore preferito? Chi è il tuo attore preferito? L'attore preferito, Topolino. È piccolo. Senti, non so, cosa pensi del femminismo? Che? E cosa pensi del problema dei mezzi di trasporto a Cuba? Triciclo. Molto carina, che altro potrei chiederti? Non so, cosa fai nel tuo tempo libero? Non toccare qui le cose, per favore, che mi metti tutto in disordine. Cosa fai nel tuo tempo libero? Lascia stare questa cosa. Cosa fai nel tuo tempo libero? Arianna? Gioco sempre. A che giochi? Non mi ricordo. Senti, ti piace andare a scuola? Poco. Poco. A ricreazione mangiamo pizzetta. C'è qualcosa di cui ti vergogni? Ma non credo, visto il tuo comportamento, non credo proprio che ci sia nulla di cui tu ti possa vergognare, è vero, cara? Sì. Ti vergogni? No. Non c'è niente? Di che cosa hai paura? Paura della lampada la notte si accende da sola. Come la lampada si accende da sola? Sì, c'è l'orologio, si accende da sola, io metto paura e piango. Oh mamma mia, quando piangi nessuno ti viene a prestare soccorso? No, mamma non mi sopporta più. E lo credo bene, quanto la capisco, povera mamma. Senti tesoro, dimmi, chi è la tua amica del cuore qui fra le ragazze di Non è la Rai? Io chiedo aiuto, per cortesia, vi prego di liberarmi da questo incombente dramma, da questa calamità naturale. Qualcuno se la porti via, grazie. Scusate ragazze, veramente portate...